Ciao a tutti, io sono Giulia Pacchioli e sono di Milano. Sono nata qui, sono cresciuta qui e devo dire che questa città mi piace abbastanza. Anche se ultimamente sta diventando un po' complicata, sta diventando una città un po' complicata. Per esempio, qualche giorno fa hanno rapinato un turista in centro, 130.000 euro tra orologio, cappuccio e brioche. Si costa tutto veramente tantissimo. Forse è per questo che hanno pensato di realizzare uno studentato low cost per i circa 20.000 fuorisede che ogni anno gravitano su Milano. Sì. La stanza costerà tra i 250 e i 350 euro. È una e si fa a turno. Sì. Adesso, per farvi un'idea, l'Istat ha calcolato che fare un figlio in Italia costa circa 500 euro al mese. 500 euro al mese. Ora voi capite che perché questa cosa sia minimamente sostenibile, una famiglia dovrebbe riuscire a rivenderlo almeno al doppio. Sì. Comunque io lo so che sembro cinica quando dico queste cose, però evidentemente non sono l'unica che ha questo rapporto un po' di amore e odio verso i bambini, perché da qualche tempo le compagnie aeree ti fanno scegliere se vuoi sederti lontano dai bambini. Sì, ti fanno scegliere il posto lontano dai bambini pagando un piccolo sovrapprezzo, che però raddoppia se il bambino è il tuo. Comunque non sono tutti insopportabili, ovviamente, ci sono anche dei bambini adorabili. Ne hanno trovato uno bravissimo mentre stavano facendo i casting per il film sulla vita di Michael Jackson. Hanno trovato questo bimbo di 9 anni bravissimo a ballare, bravissimo. È stato un po' più difficile trovare tutti gli altri. Sì. Vabbè, adesso basta coi bambini, come continuavano a ripetere al principe Andrea. Sì, io ho questa fissa con i reali inglesi, mi sono vista tutte le 5 stagioni di The Crown, che adesso è finita, e nell'ultima stagione ci sono la morte di Diana e anche un omaggio alla regina Elisabetta. È la stessa scena. Sì, guardo un sacco di serie TV. Ho visto anche quella su Rocco Siffredi, Super Sex. È venuta bene. Ne stanno girando anche una su Ayrton Senna. Saranno 6 episodi con un finale col botto. Già che ci siamo, potrebbero farla interpretare a Favino, così. Va bene, adesso vorrei condividere con voi un po' di notiziole curiose che ho letto ultimamente. Per esempio, un pasticcere ha realizzato una statua a grandezza naturale di Vasco Rossi. È tutto fatto, ma di cioccolato. Restando in tema di cioccolato, non so se avete visto anche voi che la Perugina da quest'anno toglierà i bigliettini con le frasettine romantiche dai baci. Sì, sì. Perché hanno detto che non sono più al passo coi tempi. Saranno sostituite da un modulo per il consenso. Sì. Poi c'è un'app, l'ho scoperto da pochissimo, c'è un'app per comprare la droga. Sì, funziona come Glovo. Cioè, tu ordini, paghi, ti arriva a casa come la pizza, già tagliata. Poi a Parigi hanno fatto un referendum che è passato e i SUV d'ora in poi pagheranno il parcheggio il triplo. Sì. Quindi adesso ai proprietari converrà farsi allungare il cazzo.
tutti poveri. Va bene, qualche notiziola di esteri, per esempio la Svezia, avrete visto, è entrata nella NATO, hanno trovato finalmente un accordo e prevede la consegna al piano e il montaggio. Il Vaticano invece ha dato una buona notizia perché il Papa si è detto recentemente finalmente favorevole al matrimonio per i preti. Adesso la parte un pochino più complicata sarà convincere i bambini. L'ultima notizia che volevo condividere con voi è una svolta, diciamo, nella fisica quantistica. Hanno scoperto che gli elettroni possono essere manipolati. Serve un microscopio atomico e un piccolissimo narcisista. Sì, il mio ex sarebbe stato perfetto per questa cosa, perfetto. Vabbè, adesso io dico così perché ci siamo lasciati, c'ho un po' il dente avvelenato. In realtà era come una statua greca. Vecchio, freddo e col SUV. Io sono Giulia, vi ringrazio.